La seduta è aperta. Avverto che il processo verbale della seduta precedente è posto a disposizione degli onorevoli deputati che intendano prenderne visione ed è considerato approvato in assenza di osservazioni in contrario nella presente seduta. Ai sensi del comma 9 dell'articolo 127 del regolamento interno, do il preavviso di 30 minuti al fine delle eventuali votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero aver luogo nel corso della presente seduta. Invito pertanto i deputati a munirsi per tempo della tessera personale di voto. Ricordo che anche la richiesta di verifica del numero legale, articolo 85, ovvero la domanda di scrutinio nominale o di scrutinio segreto, articolo 127, sono effettuate mediante procedimento elettronico. È in congedo l'onorevole Marano per la seduta odierna e comunico che l'onorevole Di Paola sarà in missione il 4 e 5 maggio del 2023 e l'Assemblea ne prende atto. Avverto che le comunicazioni di rito di cui all'articolo 83 del regolamento interno dell'Assemblea saranno riportate nell'allegato A al resoconto dell'odierna seduta. Si comunica che, con nota protocollo 736/2023 del 20 aprile 2023, l'Ufficio di Segreteria della Prima Commissione Legislativa Permanente Affari Istituzionali ha comunicato che nella seduta numero 26 del 19 aprile 2023 si è svolta l'interrogazione numero 228, richiesta chiarimenti in relazione allo scorrimento delle graduatorie regionali vigenti afferenti alle selezioni pubbliche deliberate con DDG numero 5041 e 5042 del 23 dicembre 2021, a firma dell'onorevole Di Paola ed altri, e che l'onorevole Sunseri, cofirmatario, si è dichiarato parzialmente soddisfatto della risposta fornita dall'assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica. Ok, colleghi, passiamo all'ordine del giorno, che è la rubrica atti ispettivi per quanto riguarda le attività produttive. Il Governo in aula. Su che cosa, onorevole Burtone? Per dare una triste comunicazione. Nei giorni scorsi un ragazzo di Floridia, Vito Bugliarello, ha perso la vita in condizioni tragiche. Un ragazzo che si trovava nella costa retusea, vedeva dei ragazzi che stavano facendo bagno e ha tentato di salvare questi ragazzi perché chiedevano aiuto, erano in difficoltà. Purtroppo il ragazzo ha perso la vita. È stato un atto coraggioso, di grande generosità. Io, Presidente, le chiedo se è possibile un minuto di raccoglimento perché è una Sicilia che va ricordata. Assolutamente sì, onorevole Burtone, anzi grazie per questo intervento. Colleghi, facciamo un minuto di silenzio. Alla famiglia ovviamente del giovane eroe va le nostre più sentite condoglianze di tutta l'Assemblea regionale siciliana. Ok colleghi, allora andiamo avanti con l'ordine del giorno relativo alle interrogazioni della rubrica attività produttive. L'assessore è in aula. Sì. Ok, questo di qua. E iniziamo con l'interrogazione numero 37, iniziative nei confronti del Governo nazionale ai fini della proroga delle norme sui crediti d'imposta per le imprese che investono al Sud e nelle ZES. A prima firma Leanza e altri. Assessore, prego. Grazie
Presidente, onorevoli colleghi, la richiesta posta dagli interroganti nel dicembre 2022 riguarda l'assunzione di iniziative presso il Governo regionale per la proroga dei crediti d'imposta, di cui al decreto legislativo 91 del 20 giugno 2017. È stato superato dalla legge 29 dicembre 2022 numero 197 in occasione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. Con tale legge, infatti, il Governo nazionale ha prorogato al 31 dicembre 2023 i crediti d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno e del credito d'imposta per gli investimenti nelle zone economie speciali previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 91 del 2017, assegnando risorse in misura di 62,5 milioni di euro per il corrente anno, prevedendo inoltre che la copertura degli oneri per l'anno 2023 sia a carico delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione relativamente al ciclo di programmazione 2021-2027. È corretto affermare che è necessario, soprattutto per le ZES, per i quali si è prevista una durata di 7 anni più 7, un orizzonte temporale più lungo. Le imprese, considerando che in ambito ZES sono finanziabili interventi fino a 100 milioni, includendo la realizzazione e l'acquisto di immobili e capannoni oltre all'acquisto dei terreni, hanno la necessità di fare una programmazione a medio-lungo termine. Pertanto, prorogare di anno in anno il credito d'imposta crea spesso difficoltà di programmazione finanziaria e fiscale. Anche alla luce di rendere attrattivo il nostro territorio, sarà impegno del Governo trovare soluzioni idonee per prorogare il termine del credito d'imposta almeno sino al 31/12/2025 ed introdurre la possibilità di proroga del credito d'imposta in area ZES per tutta la durata delle stesse. Grazie. Onorevole Anza, prego. Sono soddisfatto della risposta. Perfetto, soddisfatto. Grazie onorevole Anza. Andiamo all'interrogazione numero 219. Iniziative urgenti per la rimodulazione dei requisiti di ammissibilità contenuti nell'avviso pubblico Ripresa Sicilia, risorse FSC 2021-2027 e POC 2014-2020. Ok, né il collega Pace e nemmeno il collega Abate, che sono i firmatari di questa interrogazione, sono presenti. E allora questa interrogazione la trasformiamo in scritta, Assessore. Quindi anziché con risposta orale la trasformiamo in scritta e poi può rispondere direttamente. La risposta poi la trasmette direttamente. No, Assessore, tanto comunque gli arriva per iscritto, è la stessa cosa che deve comunicare qui in aula, la mette per iscritto, così andiamo avanti. Grazie comunque, Assessore. E andiamo all'interrogazione numero 241, notizie circa lo stato di attuazione dei lavori di rifacimento e ristrutturazione del bacino di carenaggio del porto di Trapani, a prima firma Safina ed altri. Prego, Assessore. Grazie nuovamente Presidente. Risposta all'interrogazione numero 241, notizie circa lo stato di attuazione dei lavori di rifacimento e ristrutturazione del bacino carenaggio del porto di Trapani. Come noto, il bacino di carenaggio galleggiante sito nel porto di Trapani è stato acquisito al patrimonio della Regione siciliana attraverso una delibera di giunta numero 184 del 19 maggio del 2009 e la relativa gestione è stata affidata al Dipartimento dell'Industria, le cui competenze sono transitate al Dipartimento delle Attività Produttive, che ha fornito le informazioni di seguito riportate. L'infrastruttura è stata sottoposta ad un primo intervento di manutenzione riguardante il rifacimento delle strutture in acciaio, che si è concluso nella seconda metà del 2017.
Per rendere funzionale e fruibile l'infrastruttura agli operatori economici della cantieristica navale è necessario un intervento di completamento riguardante il rifacimento dell'impianto elettrico e degli impianti di attrezzature di servizio altamente specializzate che permetteranno la immersione ed emersione, caratteristica dei bacini galleggianti, per ospitare imbarcazioni fino ad una stazza lorda di 4.000 tonnellate. Il Dipartimento si è attivato seguendo la progettazione dell'intervento di completamento della manutenzione straordinaria e richiedendo la necessaria copertura finanziaria che è stata resa disponibile nel marzo 2019 dalla Ragioneria Generale. Considerato che la manutenzione straordinaria del bacino di carenaggio attiene ad un appalto di servizi, la gara per l'affidamento risulta di competenza dell'Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi, struttura incardinata nell'assessorato all'economia, che ha dato disponibilità all'utilizzo della piattaforma informatica per l'espletamento della gara alla fine dell'anno successivo. Per quanto attiene alla prima richiesta concernente le procedure di gara e lo stato di svolgimento delle medesime, si rappresenta che la gara per l'affidamento del servizio è stata bandita e pubblicata nel dicembre 2020 e che le relative procedure di gara si sono concluse nel luglio del 2021 con la partecipazione di un unico concorrente che è stato escluso per mancanza dei requisiti necessari. Il concorrente escluso ha presentato il ricorso innanzi al TAR Sicilia, che ha rigettato l'istanza e si è espresso con sentenza pubblicata in data 4 ottobre 2021. Il ricorrente non ha proposto appello avverso la sentenza del TAR. Trascorsi i termini di legge per l'eventuale appello, il Dipartimento delle Attività Produttive ha provveduto ad aggiornare il progetto delle opere da eseguire, preso atto di sopravvenute normative in materia del nuovo prezzario regionale 2022. È stato pertanto richiesto il ripristino delle risorse finanziarie appostate sul capitolo 74 28 58 con delibera numero 901 del 2022 per gli esercizi 2022 e 2023 in misura complessiva pari a 2.100.000 euro. Preso atto della recente entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 numero 37 in vigore dal 1 aprile 2023, le cui disposizioni acquistano efficacia dal 1 luglio 2023, è opportuno procedere all'espletamento della gara per l'affidamento del servizio con riferimento alla suddetta normativa già in vigore. Per quanto attiene infine alla seconda richiesta concernente la destinazione di una banchina o una porzione dell'ex cantiere navale di Trapani al servizio del bacino di carenaggio, si rappresenta che il Dipartimento nell'anno 2019 aveva formulato apposita richiesta al commissario liquidatore del Consorzio ASI, rinnovata nel marzo 2021 anche all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale. Con tale ultimo soggetto competente, definite le opere di manutenzione straordinaria, si provvederà ad individuare un'area adeguata al servizio del bacino di carenaggio. Grazie. Onorevole Safina, prego. Soddisfatto. Perfetto. Assessore, stiamo facendo l'unplan finora. Andiamo avanti. Interrogazione numero 247, però questo non è, leggendo il titolo, non è di competenza dell'assessore ma delle autonomie locali, quindi a questa non può dare una risposta. Abbiamo completato le interrogazioni e quindi gli atti ispettivi relative alle attività produttive. Ora, colleghi, noi dovremmo andare avanti con l'ulteriore ordine del giorno, che sono i disegni di legge che erano rimasti in sospeso. Eravamo rimasti al disegno di legge sulle farmacie rurali. Io non vedo né il Presidente della Commissione Sanità e nemmeno il Governo per portare avanti questo disegno di legge.
Colleghi, noi abbiamo, sempre per quanto riguarda la rubrica delle attività ispettive, la disponibilità dell'assessore Amata per quanto riguarda il turismo per la prossima settimana e quindi per martedì. Quindi martedì potremmo mettere come ordine del giorno la rubrica atti ispettivi relativa all'assessore Amata e al turismo. Per oggi è a seguito sempre il disegni di legge che in questo momento sono rimasti in sospeso. Inserendo quello fatto dalla La sesta, sì. La sesta so che oggi ha esitato. Colleghi, un attimo, così almeno. So che la sesta oggi ha esitato un disegno di legge che vediamo di metterlo, di incardinarlo per la prossima settimana, quindi martedì, perché oggi è stato dato il parere dalla Commissione Bilancio e dalla sesta è uscito come disegno di legge finale pronto aula. Quindi questo disegno di legge lo possiamo incardinare la prossima settimana. Sempre martedì mettiamo la rubrica atti ispettivi sul turismo e i disegni di legge che ci sono oggi all'ordine del giorno, considerando che il Governo non è presente per quanto riguarda le farmacie rurali e non è presente nemmeno il Presidente della Commissione Sanità, li rinvierei sempre a martedì. Quindi io rinvierei l'Aula a martedì alle ore 15, salvo se ci sono interventi di fine Aula per articolo 83. C'era il collega Lavardera, poi Burtone e Giristro, lei pure si è iscritto a parlare. Allora, Lavardera e Burtone, prego onorevole Lavardera. Grazie Presidente, grazie onorevoli colleghi, Governo presente. Volevo sottoporre all'attenzione di quest'Aula la storia di un uomo, il cui nome forse non vi dirà nulla, ma che è semplificativo di quello che è stato ed è una condizione tremenda che subiscono ogni giorno degli abitanti dell'entroterra siciliano. Antonio Crisanti, 74 anni, panificatore di Collesano. L'unico suo difetto, se così si può dire, o sfortuna, è quello di essere nato in un territorio che purtroppo è considerato un territorio di serie B, quello dell'entroterra siciliano, dove spesso e volentieri il sacrosanto diritto alla salute non viene assolutamente garantito, e la sua storia è emblematica di quello che potrebbe accadere a tanti altri soggetti che vivono in quel territorio e che ogni giorno potrebbero rischiare la vita per inefficienza da parte della sanità siciliana. Quest'uomo a 74 anni muore per un infarto una settimana fa. Tra la chiamata al 112 e l'arrivo dell'ambulanza con rianimazione sono passate ben un'ora di tempo per permettere a questo uomo di avere il sacrosanto diritto alla cura. E quest'uomo che è morto non sappiamo mai se poteva in qualche modo essere salvato, perché non è stato curato adeguatamente, perché ricordiamo e ricordo a quest'Aula che nell'isola su 251 ambulanze solo 108 prevedono il medico a bordo, e di queste almeno il 20% ogni giorno ne resta sguarnita per carenza di camici bianchi. Ebbene, la situazione di questo uomo, Antonio Crisanti, a cui va la vicinanza di questo Parlamento, mia personale, le condoglianze alla famiglia che ha dovuto subire questa storia incredibile, si somma a una situazione già gravosa alle aree interne di quel territorio madonita, che ha già un ospedale Madonna dell'Alto di Petralia Sottana, ogni giorno depoperato dai propri principali elementi di poter essere in qualche modo efficiente, perché finora sono stati chiusi i reparti di ortopedia, di pediatria, di pneumologia, laboratorio di analisi, e tutti quegli abitanti delle Madonie ogni giorno sono costretti a lasciare quel territorio per cercare in qualche modo di essere curati. Addirittura qualche visita specialistica a qualcuno è stato scritto che si doveva recare a Lampedusa, dalle Madonie fino ad arrivare a Lampedusa. E quindi io volevo per l'ennesima volta denunciare in quest'Aula un sistema che probabilmente ha diverse carenze, fa acqua da tutte le parti. Non possiamo permettere che esistano nella nostra regione abitanti di serie A, abitanti di serie B, e abitanti di serie A intendo quegli abitanti che sono vicini per ovvie ragioni a ospedali e quindi alle città, e abitanti di serie B che sono abitanti dell'entroterra siciliana e che, se si trovano ad avere una difficoltà, come in questo caso un infarto, rischiano ogni giorno di poter
perdere la vita perché non sono adeguatamente, diciamo, soccorsi. Un'ora di tempo dalla chiamata della figlia, fatta alle 11:50, e l'arrivo dell'ambulanza con un rianimatore alle 12:45. Allora io sono convinto so che le autorità giudiziarie hanno aperto un'inchiesta su questa faccenda, la famiglia ha sporto una denuncia, ma non possiamo più permetterci che in questa regione il diritto alla salute venga negato a quegli territori che sono a loro volta dell'entroterra, che molte volte sono bistrattati perché considerati di serie B. E questo io ci tenevo a dirlo in quest'Aula perché possa rimanere agli atti, perché storie di questo tipo non possono più accadere. Quindi io sono convinto che e ci sarà anche l'assessore alla sanità a cui ho presentato anche un'interrogazione per sapere che cosa intende fare con l'ospedale Madonna dell'Alto, che di fatto è aperto ma di fatto non riesce a garantire i servizi essenziali, come quell'ospedale ma come quei tanti altri ospedali che si trovano in un territorio appunto che è l'entroterra siciliano. Grazie. Grazie onorevole Lavardera. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Burtone. Prego onorevole. Presidente, intervengo per chiedere a lei di fare calendarizzare al più presto una mozione che abbiamo presentato come Partito Democratico e che riguarda il piano di riammodernamento della rete ferroviaria, con particolare riferimento alla tratta Messina-Catania-Palermo. I fatti sono noti a questa Assemblea, ne abbiamo parlato, sono noti anche all'opinione pubblica siciliana. Il mese scorso è stato prima annunciato dalla stampa e poi direttamente in una riunione dal Ministro delle Infrastrutture, onorevole Salvini, che sarebbe stata adottata l'iniziativa per realizzare l'alta velocità nella tratta Catania-Palermo. Abbiamo dimostrato con dei dati che in verità non parliamo di una alta velocità, ma di un piano di riammodernamento. I tempi previsti per questo tragitto Catania-Palermo, secondo il progetto che vorrebbe adottare il Ministero delle Infrastrutture, è di 2 ore. L'alta velocità in tutta Italia sappiamo che per questi tragitti prevede 1 ora e quindi abbiamo cercato di approfondire il tema. Devo dire che è emerso che l'iniziativa si basa su un progetto adottato anni fa che dovrebbe essere però riammodernato. Allora, Presidente, noi crediamo che si tratti di un'occasione unica per noi. Abbiamo risorse che sono rilevanti, si parla di 3 miliardi di euro, di 4 miliardi di euro per fare questo tratto ed inoltre si dice che dovrebbe in gran parte rimanere binario unico e quindi i problemi delle aree interne, dei collegamenti con questo importante raccordo Palermo-Catania rimarrebbero assai deficitari. Allora, Presidente, io sono qui per sollecitare la Presidenza a calendarizzare a più presto, anche perché abbiamo avuto notizia di una riunione che è stata fatta a Roma, c'è stata un'audizione e l'assessore alle infrastrutture, per quello che abbiamo letto dalla stampa, pare avesse sostenuto le nostre tesi, che il progetto qui posto che da parte del Ministro Salvini sia un progetto non di alta velocità. E invece pare che il Governo chieda che si realizzi anche in Sicilia quello che è un piano di ammodernamento che cambierebbe il PIL della nostra regione, perché parliamo di una infrastruttura importantissima, anche dal punto di vista ecologico, perché si ridurrebbe il traffico con il gommato e quindi noi avremmo una condizione assai positiva per la nostra comunità. Ecco perché le chiedo di calendarizzare a più presto. Tra l'altro vedo che l'ordine del giorno non è un ordine del giorno assai pieno di proposte da parte del Governo, si stenta nell'attività legislativa, lo dico questo con rammarico, non esprimo alcun giudizio,
Mi permetto di dire quindi si dia immediatamente esecuzione a questa nostra proposta, venga calendarizzata la nostra mozione, perché la Sicilia deve cogliere questa opportunità e deve avere l'alta velocità come ce l'ha il resto del Paese. Grazie onorevole Burtone. Nella prossima conferenza di capigruppo, onorevole, cercheremo di far presente, di calendarizzare prima possibile questa mozione. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Schillaci? Prego, onorevole. Grazie Presidente. Sì, intervengo per chiedere se nella prossima conferenza capigruppo sia possibile calendarizzare anche una seduta. Mi dispiace che oggi non c'è nessuno del governo in quest'Aula, perché, Presidente, la situazione della macchina amministrativa regionale è abbastanza drammatica e anche strategica per quest'isola. Ogni giorno e puntualmente in quest'Aula evidenziamo carenze e disservizi relativi tutti alla mancanza di personale amministrativo competente all'interno della macchina amministrativa, ormai in settori sempre più strategici. Anche oggi in Commissione Antimafia abbiamo trattato un ambito: la corruzione si annida anche lì dove manca un'amministrazione efficiente che dà delle risposte puntuali ai cittadini. Ecco perché nel giro di pochissimi anni noi vedremo la macchina amministrativa sguarnirsi di funzionari e di dirigenti. Io credo che questo sia un tema che questa Aula deve assolutamente affrontare e deve affrontare con urgenza. Presidente, io so che il Presidente della Regione ha già affrontato, noi sappiamo che abbiamo già il blocco del turnover e il blocco delle assunzioni. So già che il Presidente Schifani è andato a Roma a chiedere lo sblocco di questo turnover, però vede, questa Aula, questo apparato legislativo non sa nulla di queste interlocuzioni che ci sono state a livello nazionale. Quindi io le chiedo di chiedere al Governo, al Presidente o chi per lui, di venire qui in Aula e parlare qui in Aula e dire quale sarà il futuro di questa Sicilia, che passa necessariamente da un apparato amministrativo efficiente. Grazie. Grazie onorevole Schillaci. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Saverino e poi l'onorevole Giristo. Prego, onorevole. Grazie Presidente. Presidente, le chiedo di poter calendarizzare, quindi in modo da poterla portare alla prossima capogruppo, insieme alla legge voto, la mozione sul dimensionamento scolastico. Quindi in modo da poter già accelerare su un argomento che è fondamentale e importante anche con la brevità dei termini. Grazie. Grazie onorevole, sarà mia cura nella prossima capigruppo, assieme ai capigruppo dei vari partiti che saranno presenti, di sollecitare l'arrivo di questa mozione in Aula, assieme anche alla richiesta che è stata fatta sia dall'onorevole Burtone che dalla collega Schillaci, però questo dobbiamo farlo in conferenza capigruppo. Nella prossima vediamo di sottoporre tutte queste segnalazioni che voi giustamente avete sottolineato. Onorevole Giristo, voleva intervenire? Prego. Presidente, onorevoli colleghi, volevo mettere in evidenza alcune problematiche che stanno ulteriormente emergendo. Sono appena tornato da un congresso nazionale che riguarda gli insegnanti specializzati di sostegno a Padova. Ho avuto modo di presiedere una tavola rotonda sulle problematiche dei disturbi del neurosviluppo. E la situazione è molto più allarmante. Voi sapete che già altre volte ho parlato di queste problematiche qui in Aula, ma la situazione è ancora più preoccupante. Per cui abbiamo parlato di hikikomori, abbiamo parlato di problematiche di depressione, ansia,
ma siamo in una situazione non più di urgenza ma di reale emergenza. Quindi la mia proposta a questa Assemblea e a questo Governo è quello di attenzionare in maniera sostanziale e concreta queste problematiche. Addirittura sarebbe auspicabile che questa Assemblea, che questo Governo potesse promuovere una ricerca scientifica per quello che riguarda le problematiche dei disturbi del neurosviluppo, andando alla fonte della problematica. Altrimenti fra 10 anni o 5 anni, anche prima, ci ritroveremo in una situazione non più accettabile, non più sostenibile sia dal punto di vista della famiglia, della società, sia dal punto di vista economico di queste problematiche. Siamo arrivati a un numero di oltre 150.000 di hikikomori in questo momento in Italia. La situazione di cui parlavo altre volte sulla prima causa di morte, dei suicidi e degli chiamiamoli incidenti stradali, una nuova una nuova ricerca ha dimostrato che parecchi di questi incidenti sono addirittura attribuibili a tentativo di suicidio. Io credo che una indagine concreta su tutte queste problematiche con una ricerca scientifica appropriata sia assolutamente necessaria e affrontare il problema da subito, perché altrimenti ci ritroveremo in una situazione inaccettabile nei prossimi anni. Grazie. Grazie onorevole Giristro. Se non ci sono più interventi, la seduta è rinviata a martedì alle ore 15 con l'ordine del giorno di cui vi ho già parlato in precedenza. Turismo più disegni di legge 303 che si aggiunge a quelli già che sono in ordine del giorno. La seduta è tolta.